abbiamo la fortuna di avere con noi questa sera, per analizzare questi argomenti, con questo angolo di visuale particolare, un uomo che è forse il massimo conoscitore italiano dell'argomento e della materia. Abbiamo il dottor, Sua Eccellenza, il dottor Mario Boffo, che è un uomo che ha dato tutta la sua vita alla diplomazia, sia da un punto di vista personale e patrimoniale, dal punto di vista professionale, scusate, e perché è stato ambasciatore, è stato un funzionario della carriera diplomatica, è stato un uomo che ha rappresentato l'Italia nell'Arabia Saudita e nello Yemen come capo della nostra diplomazia, sia dal punto di vista scientifico, personale e scientifico, perché è uno scrittore, è un opinionista, è estremamente impegnato nel dibattito e nella analisi di quelli che sono i principali network di geopolitica, e soprattutto è il vicepresidente di CESMAR, e in questo senso noi lo riteniamo una eccellenza che fa parte del nostro contesto, del nostro parterre. Sua Eccellenza Mario Boffo ha scritto moltissimo, è una persona che anche attraverso la sua esperienza diplomatica ci può aprire degli angoli di visuale assolutamente originali e ci farà capire molto di come questo tema, il tema del vicino Oriente, sia un tema di cui si parla moltissimo, ma anche moltissimo per slogan e senza la capacità e la volontà di un'analisi specifica. Ma è un tema cruciale e sarà anche un tema cruciale per le ricerche di CESMAR dei prossimi anni, perché il rapporto tra Occidente e Oriente è un rapporto dialettico e che in questi ultimi anni sprigiona anche una molteplicità di tensioni che spesso hanno degli epiloghi bellici, estremamente problematici, che creano anche delle delicate problematiche per quanto riguarda tutta l'economia che orbita in queste aree. Io ringrazio Mario Boffo di essere qui con noi, vorrei introdurre questo tema proprio secondo quei binari che ho cercato di descrivere sinteticamente qualche istante fa, e cioè partire dall'angolo di visuale. L'angolo di visuale principale che chiedo a Mario Boffo di illustrarci è quello della piattaforma saudita, del mondo dell'Arabia Saudita, che è un grande gigante silenzioso. Tutti abbiamo la percezione che la monarchia saudita voglia ritagliarsi uno spazio molto importante nello scenario internazionale geopolitico, nel peso politico che gli stati rivestono su questa area. Sappiamo che il mondo saudita ha la pretesa di rappresentare tutto il mondo islamico sunnita per il fatto che ospita i luoghi santi nell'ambito del proprio territorio, Mecca e Medina, e per il fatto che, pur essendo un mondo silenzioso, esprime un ruolo da punto di riferimento per tutto l'Islam sunnita. Chiederei a Sua Eccellenza proprio di illustrarci questi temi e di farci capire come dall'Arabia Saudita viene visto tutto lo scenario del vicino Medio Oriente. Prego, Eccellenza. Grazie. Si sente? Sì. Allora, innanzitutto ringrazio molto Danilo che mi ha introdotto con parole addirittura enfatiche, e ringrazio naturalmente Roberto Domini, il Presidente del CESMAR, che mi ha invitato a questa che è la terza delle conversazioni geopolitiche che sono state organizzate in queste ultime settimane. Dunque, l'Arabia Saudita. Credo che sia saltato il microfono. Se lo battere tutti scarichi. Va bene adesso? Sì. Possiamo quello il gelato? No, vediamo se funziona meglio. Ci cambiamo le batterie. Va bene. Allora, dunque, l'Arabia Saudita, bisogna dire subito una cosa per inquadrare bene il problema. Quando il mondo era più facile, cioè diciamo fino alla metà degli anni 90, insomma, il periodo della cosiddetta guerra fredda,
l'Arabia Saudita viveva tranquilla sotto l'ombrello della protezione americana, che non aveva assolutamente ambiguità e incertezze, e dal punto di vista della sicurezza, dal punto di vista economico viveva con gli enormi benefici del petrolio, che era una risorsa che sembrava eterna, diciamo non minacciata da nessuna cosa e così via. E tutto questo è cambiato quando gli scenari internazionali, seguiti anche alla caduta dell'impero sovietico, hanno cominciato a movimentarsi, e quella l'Arabia Saudita ha dovuto cominciare a fare un po' politica estera, a chiedere un po' cosa vuole fare da grande, diciamo così, essendo venuta meno la certezza inossidabile della protezione americana, che comunque resta il principale alleato di Riyadh, e mentre dal punto di vista economico hanno cominciato a porsi il problema di evolversi dalla dipendenza petrolifera. Perché? Perché il petrolio adesso, anche se diciamo più che altro negli auspici, perché nella realtà non se ne vede molto, insomma, è minacciato dal fatto che la spinta alle energie rinnovabili renderà gradualmente una risorsa meno necessaria e così via. E comunque per un paese che ambisce ad avere un ruolo, avere un'economia diversificata è molto meglio che avere un'economia dipendente da una sola risorsa. Questo è un po' lo scenario di massima che negli ultimi decenni ha caratterizzato l'Arabia Saudita. Allora, l'Arabia Saudita si trova al centro di una regione contesa e contestata da sempre. È il più grande paese della penisola arabica, si trova praticamente a est dell'Egitto e del canale di Suez, si trova al di sotto del cosiddetto Levante, quindi della Siria, della Giordania, di Israele e così via, tutti i paesi con cui ha avuto relazioni a tratti problematiche, a tratti meno problematiche, è un po' il trampolino di lancio verso l'Oriente e si trova a essere di fronte all'Iran, che è il grande rivale, anche questo da tempo, dai tempi della storia, il grande rivale dell'Arabia Saudita in termini geopolitici, anche se poi spesso questa rivalità, queste cose vengono descritte in termini di confessione religiosa, che in parte sì, ha una lettura di una certa validità, però in realtà si tratta di potenze che incidono sullo stesso territorio, che entrambe hanno una vocazione egemonica. E in tutto questo gli scenari mediorientali evolvono terribilmente. Intanto c'è questa crisi, questa situazione palestinese che esiste da sempre, praticamente dal 1948, e che con alti e bassi non riesce a trovare un suo inquadramento, non dico una soluzione, ma neanche un suo inquadramento. E ne stiamo vedendo proprio in questi ultimi anni un'evidenza terribile. Dall'altro lato c'è questa necessità dell'Arabia Saudita di da un lato di normalizzare, diciamo così, le relazioni con l'Iran, almeno così in linea di massima, perché i due paesi rivali difficilmente troveranno una intesa, diciamo, solida e durevole, e dall'altro lato di pacificare l'altro lato, cioè di trovare un accordo con Israele. Queste cose non sono preoccupantinarie, ma sono due eventi che si sono verificati, che si sono stati proposti, diciamo così, a cominciare dal 2020. Avete sentito parlare degli accordi di Abramo. Gli accordi di Abramo, spinti dagli Stati Uniti soprattutto, che intendono stabilizzare quanto più è possibile il Mediterraneo, il Golfo, anche se sono stati spesso loro i promotori della confusione, ma comunque adesso lo vogliono stabilizzare per esserne meno occupati e per potersi dedicare al fronte Pacifico, Cina, India e così via. Gli accordi di Abramo prevedono una specie di alleanza tra Israele e gli Stati del Golfo, la quale alleanza avrebbe una funzione appunto di contenimento dell'espansionismo egemonico iraniano, questo da un lato. Dall'altro lato, con l'Iran
negli ultimi anni si sono avuti una successione di rottura delle relazioni diplomatiche, poi ripresa dei contatti a livello informale, poi normalizzazione dei rapporti che adesso è tuttora in corso, che spiega la necessità saudita di essere in una zona di stabilità, quindi da un lato protetta da Israele in funzione iraniana, dall'altro lato relazioni il più possibile pacifiche con l'Iran per essere meno disturbato nei suoi interessi, anche tenendo conto del fatto che nell'Arabia Saudita ci sono molti sciiti, le zone dell'est del paese sono popolate da sciiti che spesso si ribellano, sono tenuti in considerazione di terroristi, spesso sono incarcerati e condannati e così via. È una zona di relativa instabilità del governo saudita e dove l'Iran naturalmente ha tutta la possibilità di esercitare un'influenza, di esercitare ingerenze e così via. E poi c'è il sud, dove c'è lo Yemen, anche questo storicamente collegato all'Arabia Saudita da mille vicissitudini, dove praticamente i sauditi stanno cercando di uscire, anzi sono usciti in qualche modo da una guerra di circa 7 anni che li ha un po' distrutti sul piano dell'immagine e sul piano della sua capacità di condurre una guerra, perché in realtà non sono riusciti in nulla, a parte le distruzioni che hanno fatto, i bombardamenti che hanno compiuto in varie zone del paese, non sono riusciti a far rientrare questa cosiddetta ribellione degli Houthi. Poi parleremo degli Houthi e diremo un po' meglio che cosa. Quindi all'interno di tutto ciò l'Arabia Saudita ha bisogno di una stabilità, anche perché avendo lanciato questo piano che chiamano Vision 2030, cioè la realizzazione entro il 2030, anche se adesso l'hanno un po' ridimensionato perché insomma è una sfida colossale anche quella, hanno bisogno di stabilità per poter dar corso a tutte queste loro ambizioni di sviluppo economico e di sviluppo sociale, grazie al quale stanno aprendo per esempio al turismo, stanno un po' liberalizzando la società, anche se resta un paese autoritario che non ammette il dissenso, ma insomma voglio dire, questo piano ha bisogno di pace, di stabilità e di tranquillità. In tutto questo l'Iran in questo momento è scoppiata ci sono stati questi attentati del 7 ottobre di 2 anni fa, c'è stata la reazione israeliana che, approfittando anche della ritorsione nei riguardi di questo terribile e feroce attentato, ha cominciato quasi una stabilizzazione a modo suo, diciamo così, a Gaza, nella Cisgiordania, adesso hanno invaso il Golan, quindi sono arrivati quasi alle porte di Damasco, hanno distrutto tutti gli armamenti siriani o perché ne rimaneva, è scoppiato il caso Siria che adesso apre un sacco di porte e ne chiude altre con grande incertezza, perché di fatto, se possiamo avere un'idea di come si sia arrivati a ciò, con un'evidente intesa di fatto tra Israele, America e Turchia, la quale Turchia controllava questi gruppi HTS e li hanno scatenati al momento giusto, quando praticamente Hezbollah è in difficoltà, Hamas è in difficoltà, l'Iran è in difficoltà, è un po' un colpo di grazia a quest'Iran che per il momento è accerchiato, indebolito, il che non significa che sia meno pericoloso. Tanto è vero che hanno minacciato che se non, che costretti dalla minaccia esterna, saranno indotti a dotarsi di arma atomica. E questo apre un altro scenario, un'altra cosa di cui si parla da tempo, anche se non è stato ancora portato a termine, è questo del negoziato nucleare iraniano. Il negoziato nucleare iraniano prevederebbe, così in sintesi, che l'Iran limiti le proprie attività di arricchimento dell'uranio per utilizzarlo soltanto a fini di energia pacifica. Di contro gli sarebbero alleviate le numerose sanzioni che nel corso dei decenni sono state poste e quindi grazie a questa intesa limiterebbe o riducerebbe questa sua politica egemonica nei paesi intorno, che consiste fondamentalmente nel accendere
chiamiamole teste di ponte geopolitiche, che ne so, Hezbollah in Libano, Hamas a Gaza, teste di ponte che poi negli anni, degli Houthi, ripeto, parleremo dopo il caso specifico, ma che comunque anche Hezbollah ormai è sempre meno burattino di Teheran, e ormai dopo dei decenni in cui partecipa al governo del Libano cominciano ad avere identità anche un po' proprie. Ecco, quindi i grandi elementi di questa sistemazione, dell'auspicio di una sistemazione del Medio Oriente sono proprio questi: gli accordi di Abramo, il negoziato, la ripresa, auspicabilmente la conduzione a termine del negoziato nucleare, ma soprattutto l'inquadramento della crisi palestinese, la quale a tutt'oggi non sembra avere nessuna soluzione. E poi se vuoi... Certo, mi interessava. Ecco, per dare un quadro generale, poi naturalmente è chiaro che ci vorrebbero giornate intere per... Chiaramente, ma mi interessava perlustrare in maniera proprio ampia anche le altre porzioni della penisola arabica. Quali sono le altre porzioni molto significative dal punto di vista geopolitico? Sono da un lato lo Yemen, che per tutta una serie di problematiche, anche di problematiche di traffici marittimi, nello stretto di Bab el-Mandeb sta creando enormi problemi alla circolazione navale attraverso tutta una serie di comportamenti che noi occidentali definiamo forse troppo frettolosamente terroristici. La situazione è più complessa. E poi a seguire ti sarei grato se dopo ci hai spiegato un pochino di questo grande fenomeno silente, sconosciuto dello Yemen, ci parli di un altro diciamo nucleo interessante che è costituito dagli Emirati Arabi Uniti, l'Oman e il Qatar, per completare lo scenario che ci consente di capire come vivono queste attualità geopolitiche e queste realtà che compongono l'Arabia Saudita. E poi chiederò a Sua Eccellenza di focalizzare gli angoli visuali, le percezioni politiche di queste aree arabiche in relazione a diversi scenari della criticità contemporanea anche bellica. Quindi partirei dallo Yemen, poi andrei sugli Emirati Arabi Uniti, Oman e Qatar, e poi invece ci caliamo sulla concretezza di singole specifiche tematiche. Prego. Dello Yemen non sappiamo nulla, non lo dico io, l'ho affermato, credo mi sembra di ricordare, The Guardian, allo scoppio della crisi, all'inizio dell'attacco Houthi contro le navi che transitavano nel Mar Rosso. Che cosa significa? Significa che lo Yemen, che da sempre nella storia, ma anche nella storia recente, è stato in subbuglio tra secessioni, riunificazioni, terrorismo, guerre civili, colpi di Stato e così via, non aveva mai veramente toccato gli interessi occidentali, quindi non ci interessava. Ci comincia a interessare nel momento in cui tocca gli interessi occidentali. Allora, lo Yemen è l'altra parte della penisola arabica, mentre i paesi che hai citato tu, il Qatar, l'Oman, con qualche differenza anche lui, e gli Emirati Arabi Uniti, partecipano un po' di una comune cultura, diciamo così, e anche fanno parte del gruppo di cooperazione dei paesi del Golfo, il GCC, Gulf Cooperation Council, che sarebbe una specie di Unione Europea, diciamo così, più che altro economica, più che altro. Insomma. Lo Yemen non ne fa parte, anche se viene consultato, anche se ne occupano, viene invitato, si parla anche dello Yemen, perché lo Yemen è importante per tutti questi paesi. Allora, intanto storicamente lo Yemen non è mai entrato nella formazione di questo grande paese che è l'Arabia Saudita, perché lo Yemen è diverso. Feci una domanda specifica in tema a un professore, a un docente universitario di storia. Dice: perché non avete assorbito lo Yemen? Dice: perché lo Yemen è diverso, effettivamente è diverso. Nei 2-3 millenni prima di Cristo, mentre nella penisola arabica si svolgevano attività di pura pastorizia,
Tunisia, nomade e così via, lì c'erano già civiltà evolutissime, analoghe alla Mesopotamia, analoghe all'Egitto primordiale e così via. E in seguito, anche attraverso il processo di slavizzazione, poi attraverso due dominazioni ottomane e così via, lo Yemen ha sempre mantenuto la sua autonomia di fatto ed è diventato indipendente nel 1918 e poi è stato messo, grazie proprio all'Italia, è stato inserito nella comunità internazionale come paese indipendente e sovrano grazie al trattato che concluse con l'Italia nel 1926. L'Italia era in Eritrea, quindi era considerato un paese vicino e quindi diciamo anche in maniera un po' eversiva, laddove a seguito degli accordi Skype-Picot i paesi stranieri, soprattutto Inghilterra e Francia, creavano o potenziavano protettorati, e così che sono nati la Siria, il Libano, la Giordania, eccetera, eccetera. C'era già il protettorato di Aden che gli inglesi avrebbero voluto estendere. L'Italia fece questa cosa un po' rivoluzionaria, positivamente per dire rivoluzionaria, intraprese accordi paritari con questo paese indipendente e sovrano, e noi siamo stati praticamente il paese estero di riferimento fino alla seconda guerra mondiale, riprendendo poi anche di questo, se vuoi poi. Allora, lo Yemen è stato sempre un problema per l'Arabia Saudita, perché è un paese più popoloso, più colto, viene da lontano e così via. L'Arabia Saudita però è più potente, e non da ora, anche negli anni successivi alla prima guerra mondiale, ha sempre cercato di tenere lo Yemen sotto controllo, non troppo scontrollato, diciamo così, per evitarne la dissoluzione e quindi il fallimento e così via, ma non troppo evoluto per evitare che facesse concorrenza, in quanto grazie alle proprie risorse di maggior popolazione, di maggior tradizione statuale, se vogliamo, e così via, e che non diventasse un concorrente a livello di potenza. Questa è un po' la storia degli ultimi decenni. Per fare questo l'Arabia Saudita, come faceva anche con altri paesi, elargiva aiuti finanziari e manteneva relazioni a livello tribale che da quelle parti sono molto importanti e hanno un rilievo poi importante e diciamo riconoscibile anche a livello della politica istituzionale. Che cosa succede a un certo punto? Vengono le primavere arabe, che ho citato, viene anche la primavera yemenita. La primavera yemenita e le primavere arabe sono state pilotate, questo ormai l'abbiamo capito già da quasi subito. La primavera yemenita fu spontanea, ci fu sotto la suggestione di questo movimento, la primavera yemenita fu spontanea, il popolo si ribellò a al governo autoritario di Ali Abdallah Saleh, chiese libertà e così via, ci furono dei tafferugli, ci furono dei morti, poi però a un certo punto, aiutato dalla comunità internazionale e, sottolineo 1000 volte, aiutato anche dall'Italia, che in questo processo di sostegno alla transizione pacifica dello Yemen ebbe un ruolo grandissimo e importante, non conosciuto, non saputo da nessuno, anche perché noi abbiamo sempre un basso, non abbiamo un grande profilo su queste cose, quindi non ne parliamo, noi parliamo solo delle nostre tragedie, ma non dei nostri successi. E comunque sia, la gestione della crisi yemenita fu quella più felicemente condotta, tant'è vero che dopo un dialogo nazionale che comportò la partecipazione di tutte le parti sociali e politiche, Houthi compresi, si arrivò a una formula costituzionale che divideva il paese in una federazione di 6 entità, che era ragionevole perché il paese è un paese di differenze. C'era il sud che aveva una tradizione più laica dopo il protettorato inglese, dopo l'influenza sovietica e così via, c'era l'est che ha la sua logica, e lì gli Houthi si ribellarono perché loro non volevano essere 1 su 6, ma come avevano cominciato a rivendicare già da anni prima, conducendo 6 guerre contro il governo nel corso di un periodo di 2 o 3 anni, loro avevano una visione e un'agenda totale per lo Yemen. Cosa volevano gli Houthi? Era un'agenda molto velleitaria, che adesso infatti è stata ridimensionata. Volevano ripristinare il nucleo primordiale dello Yemen, perché guarda un po', il nucleo primordiale dello Yemen si stabilì proprio lì, in questa regione di Sada, nel IX secolo,
quando questi zaiditi, questi famosi zaiditi, che erano i seguaci del profeta Zaid ibn Hussein ibn qualcos'altro, non mi ricordo mai, che aveva proposto un'altra visione dell'Islam sciita. Ci furono delle lotte, delle guerre, ci fu una famosa ribellione a Kufa nel 740 d.C. ovviamente, e fu ucciso. I seguaci scapparono, si fermarono lì e dettero vita quindi a questa comunità zaidita, che era in qualche modo rivoluzionaria già allora, perché mentre i sciiti duodecimani concepiscono la guida dell'Islam in maniera, come dire, di discendenza, vuol dire genetica oppure spirituale, i zaiditi sin dall'inizio dicono che la guida dell'Islam deve essere colui che è più adatto a difendere l'Islam dagli oppressori e dagli usurpatori. Quindi questo implica un concetto di scelta e quindi un concetto politico che ha messo da sempre gli zaiditi in confronto con tutte le altre dinastie musulmane, sciite soprattutto, che si sono avvicendate nel corso dei secoli all'Egitto, all'Iran e così via. Comunque crearono lì il primo stato primordiale yemenita successivo ai grandi regni di Sabba e così via. I Houthi hanno questa visione e l'hanno sviluppata e mantenuta anche quando, a seguito della guerra civile che oppose monarchia e repubblica dal 1962 al 1970, difesero a spada tratta la tradizione monarchica, la monarchia sostenuta dall'Arabia Saudita, mentre la repubblica era sostenuta dall'Egitto di Nasser, in una guerra sanguinosa, una guerra senza pietà, di cui peggio del Vietnam, peggio di tutto, che si concluse per reciproco esaurimento, rispettivo esaurimento delle forze, ma diciamo con la vittoria della Repubblica, perché in effetti poi lo Stato fu tenuto con una Repubblica di tipo nazionalista arabo. E loro sono stati sconfitti, si sono sentiti in parte come percezione, in parte nella realtà come emarginati, come gli sconfitti di una guerra civile, emarginati nei seguiti dal governo che ha vinto, dalla formazione che ha vinto. E questa emarginazione diventò ancora più reale quando dopo il 1990, quando il Yemen del nord e il Yemen del sud si sono unificati, i principali investimenti andarono a sud proprio per fortificare questo. Tutto ciò era sopito, diciamo, nella cultura di questo popolo montanato, diciamo, questa regione di Sada che è praticamente la frontiera dell'Arabia Saudita. Quando è scoppiato? È scoppiato quando a un certo punto l'Iran estende la propria politica egemonica anche alle zone limitrofe dell'Arabia Saudita, avendo l'ambizione di estendere il proprio controllo sul Mar Rosso, perché controllano già lo stretto di Hormuz e volevano avere anche voce in capitolo dall'altro lato, lo stretto di Bab el-Mandeb, il Mar Rosso, e volevano avere una postazione che prima ho definito testa di ponte geopolitica, così in linguaggio colloquiale, che facesse pressione sull'Arabia Saudita. Valendosi su cosa? Sull'appartenenza degli Houthi alla Scia islamica? Sì, ma formalmente, perché gli israeliti in realtà, come differenza che abbiamo già descritto rispetto allo sciismo duodecimano, come scuole giuridiche, prassi religiose e così via, sono molto più simili ai sunniti, tant'è vero che nello Yemen non ci sono stati mai problemi di rivalità tra zaiditi e il resto dei sunniti. Gli iraniani, che sono un grande popolo, hanno una grande acume, una grande diplomazia, hanno fatto leva proprio su questo retaggio storico, su questa soddisfazione storica, anche se condita con l'etichetta così, e ne hanno fatto un caposaldo di questa loro rete di resistenza anti-israeliana, anti-americana, anti-saudita. I suoi Houthi naturalmente non hanno accettato questo, ma attenzione, ripeto, non sono stati creati dall'Iran, non sono agli ordini dell'Iran, sono alleati perché hanno comuni nemici. Quindi tanto è vero che quando gli Houthi, ribellandosi con la conclusione del dialogo nazionale, cominciarono questa guerra che li ha portati dopo aver conquistato la capitale, li portò quasi a conquistare Aden, gli iraniani non volevano questo, gli iraniani cercarono di disincentivarli, perché gli iraniani non vogliono la guerra, vogliono avere
e invece loro, venendo alla loro visione, alla loro agenda diciamo, individuale, personale, hanno condotto questo. Mi permettevo di interromperti perché volevo un piccolo approfondimento rapidissimo proprio su quella semplificazione estrema che i media occidentali fanno degli Houthi, equiparandoli quasi a organizzazioni terroristiche. Houthi, Hamas, Hezbollah si porrebbero più o meno sullo stesso piano. In realtà la situazione è molto diversa, quasi completamente diversa. Tutti gli interventi occidentali, soprattutto di guida americana nel Mediterraneo e nel Medio Oriente, sono contrassegnati da una assoluta ignoranza e inconsapevolezza della storia di questi paesi, oppure dalla conoscenza della storia di questi paesi e dalla deliberata intenzione comunque di creare confusione. Perché parliamoci chiaro, il mondo sta cambiando, gli equilibri mondiali planetari stanno cambiando, gli americani lo hanno capito e cercano di rallentare il fenomeno. Come lo rallenta il fenomeno? Creando focolai di guerra qua e là. Quindi io non credo neanche tanto più che gli americani abbiano occupato l'Afghanistan e poi abbandonato l'Afghanistan, abbiano fomentato le primavere arabe e poi li hanno lasciati per ignoranza. Io comincio a credere che loro le cose le sanno più o meno quanto noi, ma in realtà hanno una loro visione politica che consiste nell'opporsi in questo modo a un mondo che è in transizione e che procede verso questa transizione in modo pericoloso, perché io credo che l'Occidente, scusami se divago, l'Occidente avrebbe ancora sufficiente forza economica e militare, anche se non più autorevolezza, ma diciamo sufficiente forza economica e militare per metterla sul tavolo a disposizione di un nuovo dialogo con le altre potenze e di sistemare il mondo in modo un po' più pacifico. Se aspettiamo ancora un po', le altre componenti, che sia la Cina, che sia l'India, che sia la Russia che si riprenda, che sia chi volete, avranno analoga o superiore forza militare ed economica, allora lì non ne considereranno più, ma ci imporranno le loro ragioni. Ecco il grande errore dell'Occidente. Quello che non stiamo facendo, non lo stiamo facendo a nostro danno, perché nessuno ferma le evoluzioni storiche, nessuno ha mai fermato le evoluzioni storiche. E noi le conosciamo e le riconosciamo. Il nostro grande errore è l'illusione di fermarle, di rallentarle, quando avremo ancora la possibilità di trovare degli equilibri più, diciamo, rispettosi l'uno dell'altro. Comprendete la straordinaria portata di questo ragionamento, proprio epocale. È una chiave di lettura che dovremmo cominciare a metabolizzare senza ricevere passivamente dei messaggi, delle comunicazioni, delle ricostruzioni mediatiche che in realtà tendono a congelare un qualche cosa che non è congelabile, perché è inevitabile che ci sarà questo tipo di percorso. Allora, tornando agli Houthi, i sauditi sono intervenuti con una coalizione che poi si è frantumata, sono rimasti loro e gli emiratini che poi se ne sono andati anche prima che finisse la guerra, e vedremo perché. Questa guerra non è riuscita a fermare gli Houthi, li chiamiamo Houthi, ma Houthi è una dinastia familiare, insomma, ma comunque diciamo questo popolo che ormai è uno Stato, perché occupa adesso praticamente un quarto dello Yemen, lo governa, lo amministra in maniera, diciamo, come dire, in maniera stato teologico, in maniera un po' antiquata, insomma, le donne col velo, eccetera, eccetera, però anche in parte con un certo consenso da parte di una parte consistente della popolazione, estrae le risorse che trova sul proprio territorio, costruisce, riceve armi dall'Iran, ma ne costruisce anche, costruisce droni, fabbrica missili, è ormai uno Stato. E uno dei motivi per cui ha attaccato l'Iran è anche questo. Sì, difendere i palestinesi, che è la grande retorica di tutti i paesi arabi, in sostanza dei palestinesi non interessa nulla a nessuno, segnatamente l'Arabia Saudita, poi se voi riprendiamo il discorso, ma anche per manifestarsi e manifestare la propria potenza. Loro sono un attore
che vuole essere influente e determinante, non più nella conquista dell'intero Yemen, perché hanno capito che non è possibile, ma vogliono essere influenti nella regione, nel Mar Rosso, sul controllo del Bab el Yemen e della formazione del nuovo Yemen, il quale sarà probabilmente un Yemen in 2 o 3 parti. E di questo dobbiamo prendere atto. Non siamo più neanche di fronte a un Hezbollah che comunque partecipa al governo libanese da anni, o a una Hamas che comunque governa una parte del CRI. Siamo di fronte a un vecchio nuovo Stato con cui dobbiamo fare i conti, quindi non ha più senso né chiamarli terroristi, ci possono piacere o meno. Così. Loro stavano, quando i sauditi hanno praticamente deciso di ritirarsi dalla guerra e hanno creato questo nuovo comitato esecutivo della parte dello Yemen riconosciuta internazionalmente che doveva negoziare con gli Houthi, avevano cominciato un po' un dialogo per vedere come spartirsi le zone di influenza del paese. E stava andando avanti, seppur con molta difficoltà, perché poi c'è il separatismo del sud che è risolto, c'è l'est che poi vedremo perché ha una sua visione ancora diversa e così via, ma la crisi di Gaza ha interrotto tutto questo e quindi è un altro degli elementi che insieme ai piani di Abramo e insieme al negoziato nucleare con gli iraniani sta lì in attesa auspicabile che venga ripreso. Parliamo allora un attimo degli Emirati Arabi Uniti. All'inizio hanno partecipato alla coalizione insieme all'Arabia Saudita, ma già quasi da subito, in corso di guerra, sostenevano le rivendicazioni autonomiste, anzi indipendentiste del Sud contro il governo internazionalmente riconosciuto che dall'altro lato sostenevano nella guerra, con un'ambiguità diciamo veramente straordinaria. E quando hanno contribuito al consolidamento di questo nuovo movimento, nuovo anche questo vecchio, perché non si è mai soffrito del tutto, non è stato mai soffrito del tutto, questo nuovo movimento per l'indipendenza del Sud, di cui il maggiore esponente è il South Transitional Council, STC, che è il maggior leader, quando hanno consolidato questo movimento si sono ritirati dalla guerra. Qual è l'ambizione ormai, mi sembra, conseguita degli Emirati Arabi Uniti? Gli Emirati Arabi Uniti sono un paese ricco, con un'economia già da tempo diversificata, perché loro non hanno molto petrolio, però hanno da anni aperto al turismo, alla finanza, a questo, a quello. E hanno una credibile forza militare, basata su mercenari africani, eccetera, eccetera, ma soprattutto su apparati, armi e così via di grandissimo livello, di ultima generazione e così via. E vogliono, crearsi, e ci stanno riuscendo, una sorta di impero arassocratico, come quello di Venezia, diciamo così. Loro già hanno per lungo tempo controllato il porto di Djibouti, anche se da lì si sono ritirati, hanno controllo di porti verso la penisola di Malacca e così via, hanno naturalmente i loro porti e adesso controllano Aden, controllano Mukalla, che è un altro porto del sud dello Yemen, si sono impadroniti dell'isola di Socotra, che praticamente si trova in corrispondenza dell'apertura del Golfo di Aden verso est, e controllano l'isola di Mayun, una piccola isola di cui nessuno sapeva l'esistenza, che però guarda caso si trova proprio più o meno a metà del Bab el-Mandeb. Quando hanno acquisito queste cose si sono ritirati dalla guerra e si propongono adesso come un paese, come una potenza regionale che non dovrà più stare del tutto agli ordini di Riyadh, sempre amici, sempre alleati, però con qualche differenza. Ed è il principale risultato che gli Emirati Arabi Uniti hanno tratto dalla guerra alla quale hanno comunque partecipato. Anche l'Arabia Saudita ha tratto un risultato. Avrebbe voluto debellare gli Houthi, avrebbe voluto restaurare l'ordine costituito e non ci è riuscita. Si dovrà tenere questi Houthi alle frontiere, che comunque sono alleati dell'Iran, ma ha esteso, migliorato, diciamo, ottimizzato la propria influenza che già esisteva
nelle aree orientali dello Yemen, e non solo per un motivo di posizionamento geopolitico, ma anche perché intende aprire nel governatorato di Al-Mahra, che è subito alla frontiera dell'Oman, ma a partire dallo Yemen, sbocchi per i propri prodotti petroliferi. Che cosa significa questo? Che potrà evacuare il proprio petrolio senza passare per lo stretto di Hormuz. E qui si capisce subito la valenza geopolitica di questa cosa. E ecco perché dicevo che probabilmente lo Yemen sarà tripartito, perché ci sarà la parte controllata dagli Houthi, che potremmo chiamare il nuovo Yemen del Nord, che avrà un carattere un po' radicale, un po' tipo Iran, come governo, diciamo, della società e così via. Ci sarà un sud indipendente sotto la protezione di fatto degli Emirati Arabi Uniti, e ci sarà un est più o meno di cui si dovranno definire un po' i contorni sotto l'influenza saudita. E questa è una mia precisa convinzione. Non so se questo sarà poi stabilito con trattati, con la carta geografica, con confini precisi e così via, ma già ci siamo praticamente in questa situazione. In tutto questo l'Oman, che hai così, insomma, l'Oman è Qatar, sì, l'Oman da tempo, insomma, anche lì nella storia, quella parte dell'Arabia Saudita ha guardato sempre più a est che al Mediterraneo, al Mar Rosso e così via, per motivi geografici. L'Oman ha fatto delle scelte di relativa minor distanza dall'Iran, sono praticamente lì, sono di fronte all'Iran anche loro, e relativa minor, come dire, pedissequa adesione alle regioni saudite. Questo si vede anche, per esempio, nella città di Mascate, no? La città di Mascate, il famoso sultano, di cui mi sfugge sempre il nome, quello che è durato 30 anni, che è morto, insomma, aveva stabilito che gli edifici della città di Mascate, probabilmente anche della città, dovevano essere dei colori del deserto, quindi del bianco all'ocra e basta, e non dovevano essere più alti di 4 piani. Sembra una scelta puramente stilistica, ma in realtà c'è la sottolineatura di una differenza dagli altri paesi del Golfo, che invece fanno stile Dubai, stile Riyadh, grattacieli alti 1 chilometro, queste architetture assurde e così via. E questo ha riflessi anche politici. Non a caso l'Oman è stato il luogo dove si sono fatti tanti negoziati, con gli Houthi, negoziati anche, credo, anche con, non gli ultimi, ma anche con i talebani a un certo punto. Ed è un paese governato in maniera illuminata anche adesso, che ha mantenuto un suo equilibrio tra le opposte influenze saudita e iraniana, una popolazione relativamente piccola, un paese molto civile, molto educato, molto per bene, la gente vive bene e, onore al merito, riesce in questo grande gioco, grande e confuso gioco del Golfo e del Medio Oriente, riesce a mantenere la sua individualità. È vero che si propone spesso come negoziatore neutrale, diciamo così, e per questo può ospitare delle delegazioni che si incontrano. Il Qatar è un'isoletta, una piccola isola, poteva decidere o di diventare una specie di Bahrain, cioè succube del tutto all'Arabia Saudita e basta, oppure mantenere una propria individualità, individualità che anche quella dipende dai più stretti rapporti che ha con l'Iran, perché il Qatar sta proprio lì, ha storicamente avuto rapporti con l'Iran più che con il deserto retrostante, e quindi ha scelto di, nonostante la sua piccolezza, valendosi della ricchezza, perché c'ha gas e petrolio e così via, gas che anche noi adesso in Italia stiamo andando a comprare, di una differenza rispetto all'Arabia Saudita e agli altri paesi del Golfo. Ci sono stati momenti in cui hanno rotto le relazioni, poi le hanno riprese, eccetera, eccetera. Cosa fa? Intanto sostiene i fratelli musulmani, laddove le monarchie del Golfo detestano, odiano i fratelli musulmani, perché i fratelli musulmani propongono l'Islam politico, quindi l'Islam un po' più politicamente laico, mentre nelle monarchie c'è questo concetto di monarchia ereditaria e così via. E si è messa in direzione opposta a quella saudita su tutti i fronti, in Libia per esempio, in Siria per esempio, anche non ultimamente ma anche negli anni passati.
E anche lì hanno normalizzato le relazioni l'anno scorso, un paio di anni fa, ma resta questa rivalità che contribuisce a complicare lo scenario, anche perché il Qatar è un alleato ferreo della Turchia, alleato perché insieme, diciamo, difendono e tutelano e sostengono i fratelli musulmani, perché insieme vogliono anche loro avere nello Yemen una loro parola, valendosi anche del partito di Al-Isla, che è il partito di scelta fratellanza musulmana nello Yemen, che esiste da tempo. Ed ecco che parliamo della Turchia. La Turchia, insomma, a un certo punto la Turchia ha deciso di essere. La Turchia è stato un paese della Nato, un paese occidentalizzato, poi a un certo punto è arrivato Erdogan, vabbè, lo ha islamizzato e così via, ma sul fronte geopolitico ha cominciato a porsi questo problema, anche la Turchia dopo la fine della guerra fredda è venuto fuori piano piano. Hanno capito che un paese come la Turchia deve avere una propria politica, di influenza generale sul proprio intorno, anche se questa politica di influenza generale sul proprio intorno non è sostenuta da una potenza economica sufficiente, perché hanno difficoltà economiche, e le hanno avute e ce le hanno tuttora. Inizialmente la Turchia promosse la teoria della cosiddetta profondità strategica, cioè avere paesi amici che erano quelli turcofoni dell'est praticamente, venuti fuori dallo scioglimento dell'Unione Sovietica. Questa strategia significa avere paesi amici da cui non dover temere come dire, ostilità, non dover temere, avere la possibilità di esercitare una certa influenza e così via. E questa teoria non è morta, ma è stata superata a un certo punto dalla cosiddetta teoria della patria blu. Cioè hanno capito cosa, per esempio, noi italiani, almeno a livello di opinione pubblica, il CESMA l'ha capito, il male importante, questo l'abbiamo capito noi del CESMA, ma insomma, sto scherzando, diversamente da altri paesi che gravitano sul Mediterraneo, anche ha capito che il Mediterraneo è il proprio ambiente e che una proiezione geopolitica non si può, di valore non si può fare altro che sul mare. E infatti sul mare si sono proiettati. Il mare li ha portati a riprendere influenze geopolitiche in tanti punti dove erano stati impero ottomano. Ora, questa cosa della neo-impero ottomano è un po' propagandistica, loro ovviamente, come tutti i paesi, si appoggiano dove hanno comunque una tradizione. La storia non ritorna mai uguale, quindi difficilmente faranno di nuovo l'impero ottomano, non glielo consentiranno, però certamente a livello di influenza vediamo la Turchia riemergere nel Corno d'Africa, riemerge nel Qatar, dove aveva anche in passato, riemerge nello Yemen, dove per 2 volte ha cercato di controllare anche lì per ragioni geopolitiche, perché c'era il Mar Rosso, perché eccetera eccetera. Riemerge nei paesi, appunto abbiamo detto, a est, riemerge in Libia, guarda un po', dove appunto l'Italia ne sa qualcosa, e ecco che la Turchia... Scusa Mario, sì, ma ricordo anche l'Albania e il Kosovo. Certo, certamente, quelli sì, ovviamente anche l'Albania e il Kosovo. Si sta estendendo sugli antichi territori dell'impero, estendendo come influenza sugli antichi territori dell'impero ottomano, e perciò la chiamiamo politica ottomana. La Turchia è un grande paese, una grande cultura e una grande consapevolezza di sé. Anche questo è un paese con cui dobbiamo confrontarci, ormai l'abbiamo capito da tempo. Tanto è vero che, come vediamo in questi giorni, è un attore prevalente nelle cose che stanno succedendo adesso. L'attacco alla Siria, paese da tempo contestato fra la dittatura di Assad e la ribellione che cominciò subito dopo le primavere arabe, poi con alti e bassi, insomma, comunque durava da quel tempo, insomma a un certo punto sono stati loro a tenere in riserva questo HTS e farlo intervenire quando gli è convenuto, in funzione anticurda, in funzione anche di occupazione perlomeno influenzale della Siria, quando hanno capito che dopo l'attacco di Israele a tutto questo apparato iraniano
la situazione di Assad non era più sostenibile e quindi ho detto va bene, allora a questo punto cambiamo le carte. Ed ecco che è un attore imprescindibile sicuramente più attivo dell'Arabia Saudita, ma l'Arabia Saudita perché è così poco vocal, non si esprime, perché intanto da un lato tutto quello che sta succedendo è favorevole alla sua visione, il contenimento dell'Iran, l'abbattimento di Assad che non è alleato dell'Iran e così via, da un lato. Dall'altro lato, pur coltivando questo desiderio di allearsi con Israele, sempre in funzione di iraniani di stabilizzazione del Golfo, ha qualche difficoltà dovuta proprio all'eccessiva severità con cui, chiamiamola severità, con cui Israele si sta comportando nei riguardi dei propri avversari, perché non che abbia a cuore la sorte dei palestinesi, la sorte dei palestinesi è stata sempre un tema di propaganda araba e musulmana, in realtà non gli sta veramente a cuore, era una propaganda che serviva a contrastare la potenza israeliana, che è il paese più forte dell'area. Però a livello interno, dopo aver passato decenni a dire abbasso Israele, morte Israele, noi difendiamo, non può proprio da un momento all'altro, pare che stiamo negoziando adesso, firmiamo gli accordi di Abramo, anche se non subito, a condizione che Israele, anche se non ci dà la certezza di creare uno Stato palestinese, almeno apre una porta, magari per finta, ecco, diciamo così. Tutto questo però è in forte movimento, in forte evoluzione, noi non sappiamo cosa succederà in Siria, perché non sappiamo qual è l'effettivo controllo di questo Ajolan, di questa fazione a capo dell'HTS, quanto sia effettivo e quanto invece le fazioni a un certo punto riprenderanno autonomia, come in parte pare stia succedendo, e quindi gli scenari possibili sono o una nuova Libia o peggio una nuova Somalia, quindi un paese dominato dai signori della guerra, frazionato, diviso e così via, oppure un paese dove in qualche modo si stabilisca sotto influenza straniera, turca, in parte forse anche saudita, che non rinuncerà, come ha tentato di fare anche in passato, ad avere un controllo almeno su aree della Siria. Non lo sappiamo ancora, perché non abbiamo ancora capito quanto il controllo della Turchia sul movimento sia effettivo, durevole e forte, ne abbiamo capito quanto il movimento sia unito e quanto le promesse che stanno facendo siano sincere o puramente tattiche per il momento. Sappiamo che la Siria ormai non esiste più, tutti gli armamenti residui della Siria sono stati distrutti da Israele, una parte della Siria è stata occupata da Israele, la parte orientale è sotto controllo turco, il quale lo sta occupando anche in funzione anti-kurda, anzi soprattutto in funzione anti-kurda, perché la Turchia non vuole che i kurdi in qualche modo si uniscano, diciamo così, visto che sono diffusi in 5 paesi diversi. Ecco, tutto questo è in movimento. L'Arabia Saudita, per tornare all'inizio della tua provocazione, guarda, cerca di agire sotto traccia, cerca di tutelare al massimo i propri interessi e cerca anche di preservare un po' questa Vision 2030 che anche per altri motivi di sostenibilità economica non è un'operazione facile, anche per motivi economici sta un po' segnando il passo. Ecco, io volevo intervenire per ringraziarti di questa analisi di scenario che ci dà contezza di quanta superficialità, di quanta sommarietà caratterizza gli approcci dei media occidentali. Siamo portati a vedere l'Islam come un monolito, in realtà è tutt'altro che un monolito, è una complessa varietà di componenti religiose, etniche e sociali. Siamo abituati a vedere la penisola arabica come dominata dalla possanza dell'Arabia Saudita, anche dalle dimensioni geografiche e dal fatto, come dicevo, ci sono i luoghi santi dell'Islam lì, ma in realtà scopriamo quante tensioni ci sono sotto traccia, quante componenti che vanno a influenzare poi lo sviluppo degli eventi, che ci determina sovente una incomprensibilità di molte situazioni che accadono, perché se non si conoscono gli scenari retrostanti
non si riesce ad apprezzare quelli che sono poi gli sviluppi per la loro reale eziologia. Volevo applicare questa analisi che hai fatto a 2 temi, perché poi ci avviamo anche armoniosamente alla conclusione della nostra analisi di questa parte, di questo quadrante del mondo così problematico. Questa analisi vorrei che tu la applicassi, lo stavi già facendo, mi sono permesso di interromperti proprio per focalizzare le scansioni del nostro ragionamento. Da un lato a quella faglia dolorosissima bellica che coinvolge la Siria, stavi cominciando a descriverlo, che coinvolge il Libano e coinvolge la situazione palestinese. E dall'altro lato, e questo è l'ultimo quesito che ti pongo, lo puoi affrontare anche in collegamento con quello precedente, se, dato che non lo avrete notato, gli stretti geomarittimi sono dei punti focali di grande tensione, di grande attrito, anche militare, e quindi Bab el-Mandeb da un lato, Hormuz dall'altro, e anche per certi aspetti i Dardanelli e il Bosforo controllati dalla Turchia con la famosa convenzione di Montreux. Se è ipotizzabile una via terrestre che consenta lo sviluppo di relazioni anche economiche alternativa a questi grandi problemi che sono generati, che sono connessi agli stretti marittimi, che sono assolutamente rilevanti, perché sentiamo ogni giorno anche la nostra Caio Duilio ha avuto problematiche con gli Houthi, e quindi si tratta di un problema così imponente e così grave che deve consentire di ipotizzare anche una via terrestre alternativa. Quindi primo argomento, la faglia bellica, Siria, Libano, Palestina. Palestina dolorosamente, come osservavi in partenza, è un problema che da 75 anni c'è costantemente nella storia dell'umanità. In 75 anni è cambiato tutto il mondo 2 volte, rivoluzioni digitali, è cambiata l'economia, sono cambiati gli stati, però la palestinese è sempre là congelata. E poi sviluppiamo conclusivamente questa ipotesi di via terrestre alternativa agli stretti che caratterizzano le criticità principali della realtà di quadrante. Scusa Mario se anticipo una cosa, perché non è molto chiara dalla cartina, ma volevo far notare che questo spuncione che vedete qui non appartiene agli Emirati Arabi Uniti, ma appartiene all'Oman. È stato costruito apposta da un punto di vista cartografico dagli inglesi per fare in modo che l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti non potessero controllare questo stretto. Quindi lo stretto vede da un lato l'Iran, dall'altro l'Oman. Diciamo che anche l'Oman faceva parte del territorio britannico. Poi questa, se non ricordo male, dovrebbe essere Socotra, che era l'isola che apparteneva a suo tempo anche ai sovietici, quindi avevano quando i sovietici erano influenti con gli del sud, ovviamente occupavano lì, c'è una base militare. Qui c'è Djibouti, che come vedete è esattamente di fronte al Bab el-Mandeb, a questo stretto. A Djibouti ci sono cinesi, ci sono francesi, ci sono americani, ci sono italiani, quindi è una base dove molti paesi hanno riferimento. Solo questo per far capire la difficoltà di capire anche queste cose. Hai fatto bene a segnarli sulla carta, anche perché la lettura, una delle letture di queste crisi che attraversano il Golfo Arabo è proprio la presenza di stretti, choke points, se volessimo, sono stretti diciamo, marittimi, dove avvengono cose. Attraverso Hormuz passa il petrolio, attraverso il Bab el-Mandeb passa una grandissima percentuale di commercio mondiale, e fermare Bab el-Mandeb, osservare la Siria, anche fermare Suez. Quindi questi 3 stretti sono talmente strategici, ma lo sono stati nel passato, ma oggi nella modernità sono talmente strategici
che anche attraverso l'esistenza di questi stretti, il desiderio di controllarli da parte di questo e di quello, anche da questo si può trarre una lettura delle cose. La via terrestre è stata ipotizzata, e anche quella è rimasta per il momento congelata a seguito di tutte queste vicissitudini che hanno bloccato negli anni, non solo nelle ultime settimane, il processo del negoziato nucleare dell'Iran, il processo dei piani di Abramo e così via. Ma è una via che interessa l'Arabia Saudita, anche perché si ricollega a quello che dicevo prima. Se l'Arabia Saudita potrà evacuare il proprio petrolio da sud senza passare per Hormuz, con la via terrestre potrà alimentare le due correnti incrociate di commercio attraverso un'alternativa alla via marittima, nell'ipotesi molto probabile che questa diventi sempre più impraticabile. E qui vorrei fare una considerazione. Un tempo, quando le vie marittime erano impraticabili perché la tecnologia navale non era sufficiente, perché le riconoscenze geografiche non erano così, l'Oriente e l'Occidente trafficavano proprio per via di terra. Dall'India sicuramente arrivavano via mare nel sud arabico, e insieme ai prodotti sudarabici, che erano soprattutto gli aromata, no? Censo, mirra, che erano usatissimi da tutte le religioni del Mediterraneo, e andavano via terra. Quando si sviluppò, soprattutto quando Roma occupò l'Egitto, cercò di occupare lo Yemen, ma si affacciò sul Mar Rosso con prospettive anche di andare verso l'India, quindi la navigazione riprese forza, la via terrestre si esaurì. Adesso sta succedendo il contrario, cioè la via marittima sta diventando difficile per motivi che abbiamo detto e potrebbe riprendere. Io però confido sul fatto che questa IMEC, questa via terrestre, potrà anche svilupparsi, ma non sostituirà del tutto la via navale, tanto perché la via navale può anche non passare per il Mar Rosso. Sarà un problema per Suez, sarà un problema per l'Egitto, sarà un problema per noi che pagheremo più care le cose, ma comunque continuerà a esistere. Sarà probabilmente, se si svilupperà, un elemento, ma non sostituirà del tutto la via marittima, perché io non lo so, qui ci sono marinai più esperti di me, ma non credo che si riducerà diciamo, ai trasporti marittimi. Il vero problema, Mario, è che se noi chiudiamo il Mar Rosso e Suez, l'Italia perde la sua importanza geopolitica. Allora veniamo all'Italia. Io parlavo in generale, cioè voglio dire, i grandi movimenti di traffico marittimo continueranno magari aggirando l'Africa, però certamente l'Italia soffre di questo. Non solo l'Italia, probabilmente anche l'Egitto, ma l'Italia soffre di questo. Allora sicuramente il nostro interesse è che le vie marittime vengano tenute. Non è un caso, non è per caso che per esempio anche l'Italia, anzi soprattutto l'Italia che dirige queste missioni a Aspides, come si dice? Dice così? Aspides, con l'accento sulle I. O Aspides? No, Aspides. Aspides. L'accento sulla. Con la, allora Aspides. No. Aspides. E non è per caso che siamo lì perché è una zona di estremo interesse per l'Italia, perché parliamoci chiaro, se il Mediterraneo deve essere centrale nei traffici è perché dall'Oriente si deve poter arrivare al Mediterraneo per la via più breve, quindi passando per il Mar Rosso e quindi attraverso Bab el-Mandeb e Suez, arrivare al Mediterraneo, anche per andare poi in Atlantico e nei porti del nord Europa. Se il Mar Rosso è chiuso, quando le linee di navigazione attraversano, navigano l'Africa, non entreranno nel Mediterraneo se non per quella parte di commercio destinata a Roma e alla Francia, ma andranno direttamente nei porti del nord o continueranno direttamente per l'Atlantico, con aggravio dei costi, ma certamente se non possono passare per il Mar Rosso da qualche altro parlo. Ecco perché, e qui avete un po' intercettato un mio cavallo di battaglia o un mio cavallino di battaglia, visto che ormai sono fuori dalla carriera, quindi non ho nessuna influenza su nulla, ma insomma un cavallo di battaglia è questo. Ne parlavo proprio a questo convegno che è stato fatto sulla sicurezza nazionale a cura della Fondazione Leonardo, dove c'era anche naturalmente l'onnipresente Lucio Caracciolo, il quale, parlando dei vari temi e così via, ha illustrato
questa unione cosiddetta del Trimarium, dei tre mari, dove paesi baltici fondamentalmente si stanno a vedere e dove l'Italia non c'è. E dice questo è un errore, l'Italia ci deve essere, perché poi da quella zona lì incide sull'Adriatico, che è parte del Mediterraneo, no? Io successivamente sono intervenuto, il pubblico poteva fare degli interventi, sono intervenuto e ho detto guardate, è giusto quello che ha detto Lucio Pelaccio, però l'Italia per la stessa logica deve essere presente nel Mar Rosso, perché anche il Mar Rosso incide poi da sud. L'Italia deve essere presente perché il controllo del Bab el-Yemen è importante per tutti i paesi mediterranei. L'Italia è il principale paese mediterraneo. Essere presente come? Siamo presenti a livello militare a Djibouti, la base dedicata alla Medio-Oriente, la base Medio-Oriente. Ed è importante questo, ma dobbiamo essere presenti anche politicamente. Per cui io, da sempre, anche prima di lasciare la carriera, perché sono andato in pensione, ho sempre sostenuto l'argomento che l'Italia, anche in tempo di guerra, dobbiamo già da adesso prepararci a essere un attore, magari insieme ad altri, perché non è che da soli possiamo fare molto, per essere un interlocutore del nuovo Yemen, della nuova situazione nel Mar Rosso e così via. Lo possiamo fare perché siamo amici, diciamo così, di tutti i paesi del Golfo e perché abbiamo nello Yemen un passato di storia bilaterale addirittura glorioso. Gli yemeniti considerano l'Italia un paese fratello, un paese che ha fatto... ci danno anche più meriti di quanto ne abbiamo. Ma guardate che l'Italia anche dopo la guerra è stata... Il famoso ambasciatore Righieri, Amedeo Righieri, che fu un eroe di guerra, dopo la guerra riaprì le relazioni con lo Yemen e abbiamo avuto collaborazioni estremamente interessanti, anche fino al mio periodo. In Italia, nel periodo della transizione, diciamo dopo la primavera yemenita, è stata magna pars nella capacity building. Abbiamo fatto diciamo, accordi di capacity building, progetti di capacity building importantissimi, come quello che ha unito le due guardie costiere, le nostre capitanerie di porto con l'attuale comandante in capo Nicola Gallone, venne lì, era mi sembra nel reparto terzo delle capitanerie e hanno mandato avanti questo accordo di cooperazione operativa per anni. Poi è stato interrotto dalla guerra, ma abbiamo fatto interventi per esempio nei flussi migratori, interventi nell'archeologia, che lì è molto importante, e l'archeologia italiana è una leva importante in tutto il Medio Oriente, quindi non è soltanto un fatto culturale, ma è soft power importantissimo. Abbiamo tenuto a Urbino, sotto il controllo del Ministero degli Esteri, io dal Ministero degli Esteri, quindi fra i due mandati tra lo Yemen e l'Arabia Saudita, mi sono ancora occupato di Yemen, oltre che di Mediterraneo, di Golfo e così via, che ha messo insieme tutte le parti yemenite, venne anche la famosa Tawakkul Karman, che poi ebbe il premio Nobel per la pace, tanto per dire, tutte le parti yemenite e tutte le componenti, gli attori italiani interessati allo Yemen, quindi c'erano quelli industriali, c'erano quelli politici, quelli accademici, quelli universitari, e fu un grande successo. L'Italia quindi ha avuto una grande parte nel sostenere lo Yemen. Poi a un certo punto la logica della guerra è intervenuta e abbiamo lasciato fare, la comunità internazionale ha lasciato fare tutto l'Arabia Saudita, disinteressandosi, con una miopia straordinaria, perché adesso vi dico una cosa che non sapete: quando nel 2008 subentrò Al-Qaeda, che uccideva la gente così, i sequestri fatti alle TV erano niente di grave, insomma nessuno è mai morto, tranne 2 turisti nel 1970. Al-Qaeda uccideva subito la gente sul terreno e fui io che stavo lì a raccogliere, non lo dico per celebrare la mia persona, per dirvi come tante volte l'Italia, quando si determinano le condizioni, può fare molto. Raccolsi i colleghi occidentali, convincemmo tutti i nostri governi a prendersi cura dello Yemen, tant'è vero che con l'Italia presidente del G7 nel 2009 riuscimmo a mettere un paragrafo nella dichiarazione dei ministri degli esteri di Trieste del giugno 2009, un paragrafo dedicato allo Yemen. Da lì cominciò l'esercizio Amici dell'Orient Friends of Yemen, che ha curato poi con la partecipazione del Giappone, dell'Arabia Saudita, di tutti, ha curato questa transizione pacifica verso la democrazia, che ha funzionato finché non abbiamo deciso di lasciarla e di abbandonarla all'Arabia Saudita. Perché abbiamo deciso di abbandonarla? Perché abbiamo ritenuto che lo Yemen non fosse importante.
riteniamo che è importante adesso, quando ci sparano addosso. Conclusivamente mi faceva piacere fare focus proprio sul tema scottante di attualità legato ai conflitti bellici tra Palestina, Siria e Libano. Alla luce di questa complessità straordinaria di quelle che sono le tensioni magmatiche che animano diversi gruppi e gruppuscoli, quali potrebbero essere degli scenari di sviluppo di questi conflitti nell'immediato e quali potrebbero essere delle linee di dialogo da valorizzare, delle diciamo iniziative di natura diplomatica che in qualche misura potrebbero disinnescare una situazione che, al di là dell'analisi geopolitica, è anche da un punto di vista umanitario una tragedia immane, con una popolazione civile che subisce moltissime perdite, con tensioni belliche che oramai si espandono in maniera quasi endemica nel territorio. Qualche linea di speranza, così concludiamo il ciclo delle nostre conferenze e conversazioni geopolitiche, poi con il saluto dell'ammiraglio Domini che ci darà qualche tipo anche di indicazione per quelli che saranno gli sviluppi 2025. Magari lascerei anche un po' di spazio alle domande. a qualche domanda. Dopo il tuo intervento, tutto lo spazio resta al pubblico. Qualche linea diplomatica come risolvere la crisi palestinese? Non è possibile. Cioè, scusate, lo dico con un minimo di amare ironia. Io, come diceva poco fa anche Danilo, ho avuto occasione di scrivere in un articolo la seguente considerazione. Nello spazio di 75 anni, non necessariamente coincidenti, ma in un arco di 75 anni, sono successe cose come 2 guerre mondiali e 2 paci, la nascita dell'impero sovietico e la sua caduta, la formazione dell'Europa per quello che vale, la creazione dell'ONU, la caduta della Società delle Nazioni e la nascita dell'ONU. Tutte queste cose sono eventi che hanno segnato il mondo, di cui gli storici parleranno per millenni, se l'umanità esisterà ancora, questo non lo sappiamo. E nei stessi 75 anni, lo stesso la crisi palestinese non si risolve. Non si risolve perché? Perché Israele è stato creato come il movimento sionista è cominciato già alla fine dell'Ottocento, lo sappiamo, è stato creato dagli inglesi, poi adottato dagli americani come resta di fronte occidentale in una zona critica dove era necessario dal loro punto di vista di un paese amico da fortificare, da armare e così via in funzione di controllo della zona 1, cosa che ancora è valida. Gli americani, che hanno ereditato un po' la missione inglese nel mondo, tengono Israele anche perché in America c'è la lobby ebraica, anche una lobby potentissima, non schierata, si schiera con chiunque e così, e che ha una grande capacità di influire sulla politica, sull'economia, e fa sponda con Israele, ovviamente per motivi di affinità, di popolo, e che impedirebbe a qualunque presidente americano di adottare politiche meno severe nei riguardi di Israele. In tutto questo gli arabi, almeno finora, hanno usato la questione dei palestinesi oppressi per giustificare qualunque cosa nelle politiche geonomiche, al terrorismo, Al-Qaeda, a ISIS e così. Quindi diciamo che questa crisi, questa situazione serve a tutti. Quando potrà finire? Quando a un certo punto, e se gli americani, in una neo-visione americana del mondo, decideranno di dire Israele, voi fermatevi qui, facciamo così, eccetera, eccetera. D'altra parte, se gli israeliani diventano pacifici, muoiono, perché si trovano in una zona a intensità e a dinamismo demografico troppo alta, diventano un paese, una specie di Lussemburgo, molto ricco e con una relativa potenza, ma l'equilibrio israeliano, per quanto sia triste, è un equilibrio che si basa sulla guerra permanente. Ecco perché io vedo difficile, e anche con queste cose vi spiego il fatto per cui in 75 anni si è parlato di tutto, si è parlato di 2 stati, si è parlato di uno
Stato, si è parlato di federazione, si è parlato di tutto. Ora la diplomazia non è una forza non abbiamo un cilindro magico da cui trarre soluzioni, le soluzioni sono quelle ma la diplomazia può essere utilizzata quando le potenze che hanno la possibilità di dire qualcosa di concreto decidono di utilizzarla e di attuarla. Quindi non è un discorso di trovare la soluzione, le soluzioni possono essere tante, ma bisogna che ci sia una volontà politica, soprattutto statunitense e israeliana, di mettere fine a questa situazione, anche con tutti i compromessi, con tutte le guarentigie necessarie naturalmente. Però se si arriva a questo, Israele perderà in parte la capacità di essere testa di ponte dell'Occidente americano, e quindi ecco perché non si vuole, almeno finora. E non credo che da queste crisi che stiamo vedendo Israele uscirà indebolito, anzi uscirà più fortificato nella potenza militare e geopolitica, ma anche nell'immagine di un paese che può anche dire all'America lasciami fare, perché questo sta succedendo per mille motivi. E quindi da questo dipendono poi le questioni libanesi, in parte la questione siriana e in parte anche quello che sta avvenendo nel Mar Rosso, anche se non è diciamo del tutto dovuto a questo. È difficile dire qualcosa in materia, dobbiamo vedere come andranno le cose. Purtroppo la storia recente si dice che le cose vanno sempre peggio. Chi avrebbe detto un tempo che la Libia si sarebbe ridotta in questo modo? Sì, c'era Gheddafi, antipatico, ma era un paese stabile, tra le altre cose amico di l'Italia. Chi avrebbe potuto dire che succedeva quello? Chi avrebbe potuto come dire, pensare alle cose che stanno succedendo adesso, alle primavere arabe per esempio? Chi avrebbe potuto pensare? E invece le cose succedono, e succedono sempre nel segno della instabilità, a questo punto credo voluta. Speriamo che qualche raggio di sole illumini le menti, no, dei governanti mondiali, e che si rendano conto che poi alla fine ci perdiamo tutti. Ecco, non riesco a dire altro che quello. Mi scuso se sono stato troppo sintetico, troppo rapido, spero che se c'è qualche spazio diciamo da riempire con le domande mi farebbe piacere, ma purtroppo i temi erano veramente tanto grandi da non poter essere più. Adesso ho intuito che il nostro Presidente desidera coinvolgere il pubblico su temi complicati, su temi ardui sia intellettualmente che anche da un punto di vista proprio esistenziale, oserei dire, per quei popoli. E quindi darei la parola a voi prima del saluto conclusivo del Presidente del CESMA. Se ci sono persone che vogliono porre qualche quesito all'ambasciatore, siamo qui a raccogliere le vostre suggestioni. Prego. Approfittatene. Buonasera, grazie dell'esposizione, è stata molto chiara e precisa. Allora, per altri motivi... si è perso è caduto questo. È per terra. Ah, è la spugnetta. Sì. Sai, è meglio se dai il gelato. Danilo, il gelato. Ah, va bene. Se funziona. Deve essere acceso, Deve essere acceso. No. Parli. Sì. Ok, allora, quello che volevo chiedere io, perché per altri motivi... Non sta funzionando. Proviamo questo, proviamo quello. Si sente? Non lo usiamo quello lì. Allora, questo si sente? Ok, dunque volevo soltanto chiedere una cosa, per altri motivi, quando stavo preparando la tesi sulla Saudi Arabia, avevo notato che oggettivamente il mondo politico italiano era estremamente distratto nei confronti di questi paesi che già allora stavano acquisendo una certa importanza in campo mondiale, se non altro per le risorse petrolifere che hanno. E praticamente sembrava quasi non esistessero, non c'era una politica seria, l'unico che ha fatto qualcosa di serio è stato Andreotti. Vedo che la stessa cosa
stata fatta anche con gli yemeniti, perché per noi il Bab el-Mandab è di fondamentale importanza. I nostri porti Genova e Trieste vanno in vacca, semplicemente così. Quindi qual è il problema che ha la diplomazia italiana nel riuscire a capire quali sono gli interessi italiani, o è frenata dagli interessi di altre nazioni che siamo noi imbecilli oppure ci sono le altre nazioni che ci frenano? La diplomazia italiana non ha nessun problema, la politica italiana ha dei problemi. Ho spiegato prima, ripeto, come dalla base, dalla diplomazia italiana è venuto l'appello a occuparsi dello Yemen. Ora c'è un dato di fatto che un tempo l'Italia, lei ha citato Andreotti, diciamo a quei tempi lì l'Italia aveva una proiezione importante nel Mediterraneo, nel Medio Oriente, nel Nord Africa e così via. Giusto un secondo, ricordo solo Moro. Ci stiamo arrivando, infatti. Okay. Sì, Moro. Stiamo arrivando perché adesso dico una cosa pesante. Allora, è vero, non era così presente nel Bab el-Mandeb, perché solo si dava per scontato, nessuno poteva immaginare. Nel Mediterraneo eravamo molto presenti. Da un lato abbiamo perso questa capacità, da un altro lato ce l'hanno fatta un po' perdere. Tu hai citato Moro, possiamo citare anche Enrico Mattei, che aveva disegnato non solo una politica energetica, quella politica energetica era una politica importantissima di proiezione politica del nostro paese. E non gliel'hanno lasciato fare, insomma, adesso non voglio demonizzare nulla, ma certamente ogni volta ci abbiamo provato e poi è successo qualcosa, diciamo così, però in parte anche noi abbiamo perso, con tutto il resto dell'Europa, abbiamo perso anche per il nostro demerito, capacità di... Quindi sicuramente questo è vero. Sicuramente è vero che anche nei momenti migliori della nostra politica verso il bacino mediterraneo e medio orientale non c'era tanta attenzione a Yemen e all'Arabia del Sud, ma perché appunto quella sembrava una zona tranquilla, c'era la protezione americana, lo Yemen non era nessuno, lo Yemen facevano le guerre fra di loro, si considerava scontata una certa tranquillità. La modernità dimostra che oggi scontato non è proprio niente. Ecco, non so se ho risposto, ma questo è quello. Riccardo Piovesana, socio CESMA. Allora esiste un progetto congelato che è quello del gasdotto dal Qatar verso l'Europa attraverso la Turchia. Ora, se in Siria si riesce ad arrivare ad un relativo equilibrio, sarebbe possibile riprendere in mano e realizzare questo gasdotto e ovviamente con grande vantaggio anche della Turchia. Chi ci rimetterebbe in una proiezione futura anche a lungo termine sarebbe la Russia, perché verrebbe definitivamente esclusa dall'approvvigionamento di gas verso Occidente. Che cosa pensi di questa possibilità? Grazie. Sicuramente è una possibilità che dipende da cosa succede in Siria. Sicuramente questo sarebbe un elemento di ulteriore indebolimento della Russia, anche se io credo che se un domani arriva una situazione di maggior pace, la Russia tutto sommato qualcosa lo recupererà nell'esportare il gas verso l'Europa, perché ce ne hanno troppo, noi abbiamo troppo bisogno e così via. Diciamo che ci sarebbe una maggior suddivisione degli approvvigionamenti. E poi, se posso permettermi una altrettanto mala battuta, facciamo pure questo gasdotto, speriamo che non ce lo facciano saltare pure quello, insomma, qualcuno ce lo faccia saltare, speriamo di no, e quindi vediamo insomma. Prego. L'altro giorno, l'ultimo bombardamento. Sì. Lo Yemen alza missili
di? Giovanelli, capo dell'AISE. Sì. Ho sentito adesso arrivando che è stato nominato figliuolo a capo dell'AISE, e oggi è stato iniziato o è stata voluta? Allora, vediamo un po'. Cioè, la politica italiana, perché Giovanelli è la politica italiana, è stata iniziata o è stata un'intervenzione di fondo? Allora, la prima domanda, se Israele sarà un elemento ordinatore. Sicuramente ci sta provando, ma ripeto, non sarà facile ordinare, anche perché Aspides non riesce a pacificare lo Yemen, diciamo così, ma Aspides è una missione puramente difensiva. Ma non ci riescono nemmeno gli anglo-americani, neanche Israele, a domare questo nuovo Stato yemenita. Non ci riescono per un motivo molto semplice, perché è una guerra simmetrica, perché possono pure distruggere una base di lancio, ma poi ne fanno un'altra più avanti. Poi, oggi lei e io possiamo fabbricare un drone e pilotarlo con questo cellulare. Voglio dire, a meno di non fare una campagna di guerra, non dico atomica, ma quasi atomica, oggi queste situazioni non le governi più con la guerra, né in Afghanistan, né abbiamo visto in Libia, e non sarà così neppure nell'Oriente. Quindi se lo strumento è quello della guerra, degli attacchi, dei bombardamenti, non ci riusciremo. Lo strumento dovrebbe essere politico, ma quello politico bisogna volerlo e quindi vedremo. Israele sta provando a ordinare la zona a modo suo, ma non ci riuscirà perché questo fomenta l'odio, fomenta la reazione e così via. Quindi se acquisirà un vantaggio, diciamo, sarà tattico, non sarà definitivo, se questo è lo strumento. Se poi subentra la politica, vedremo. La telefonata le cose dei servizi segreti, come sapete, sono sempre segrete, non se ne capisce mai nulla, non se ne sa mai nulla. Io non mi sono fatto un'idea precisa, e i contatti dei nostri servizi con tutti gli altri servizi del mondo ci sono sempre stati, ci devono essere con gli amici e con i nemici, perché quello è il lavoro dei servizi segreti. Cosa si siano effettivamente detti non è chiaro. Se ha citato i russi per appoggiare i russi oppure semplicemente per menzionarli, per capire cosa stava succedendo, eccetera, eccetera, non lo so. E io non mi sono fatto nessuna idea su questo. Credo che comunque i servizi segreti si parlino sempre. E fra le altre cose l'Italia ha la tradizione di avere in tutti i paesi difficili, dalla Somalia all'Afghanistan, alla Libia e così via, contatti, e deve averli perché attraverso questi contatti che svolgono la loro missione. Sul caso specifico in essere possiamo pure immaginare che è stata un po' una questione manipolata dalla SIDA, diciamo, da chi ha scoperto questa telefonata per mettere ulteriormente confusione. Non mi sono fatto un'idea precisa, non ho gli elementi diciamo, per potermela fare. Una cosa la volevo chiedere io. Il tracollo siriano ha liberato grandi energie belliche russe che si stanno disimpegnando dallo scenario di Tortosa e di Latakia per dirigersi verso altri lidi. Come evolverà la politica mediterranea marittima e non della Russia a seguito di questi eventi? Tutto mi lascia pensare che la Russia non sia stata sorpresa da quello che è successo, perché non hanno fatto un bombardamento di maniera, hanno subito chiamato Assad per portarselo via, si sono ritirati subito e quindi si stanno anche ritirando dalle basi. Detto questo, a me risulterebbe molto difficile pensare che la Russia sia disposta ad abbandonare il Mediterraneo. La posizione nei mari caldi della Russia è una posizione storica che risale ai tempi dello zar, quindi così. Probabilmente vorranno avvalersi delle basi che stanno già aprendo in Cirenaica, che, voglio dire, sul piano geopolitico potrebbero avere analoga valenza rispetto a quelle che stanno anche dichiarando che sì, parleranno con questo HTS per mantenere comunque una posizione. Tutto dipende da cosa sarà l'HTS a livello governativo siriano, abbiamo detto prima, da come la Turchia vorrà permettere questo
e da come si formuleranno le cose. Però probabilmente qualche intesa sotterranea ci deve essere stata, perché i russi che se ne vanno così tranquillamente, è vero che hanno il fronte ucraino e che hanno difficoltà a mantenere i due fronti, ma li ho visti andare via troppo silenziosamente e troppo facilmente. Io ritengo che ci sia stata qualche intesa, magari a livello di servizi, a livello di politica segreta e così via, qualcosa ci deve essere stato, perché altrimenti non me lo spiegherei. Prego. No, posso fare a voce. Buonasera, Sua Eccellenza. Io volevo un suo commento sulle possibili prospettive militari italiane, ovviamente circoscrivendo soltanto alle forze armate di terra, esercito e carabinieri, perché personalmente conosco meno per le altre forze armate. Ecco. Atteso l'imprevedibilità della politica di Trump che può avere nell'anno che viene, e stando anche probabili scenari in Ucraina, di quanto non è chiaro su quel fronte quanto la Russia si sia in qualche modo esaurita. Insomma, stando queste premesse, io volevo un suo commento sul futuro riguardo la presenza italiana in tutto il settore. Perché siamo a Erbil, siamo a Baghdad, siamo a Shama, siamo a Djibouti, siamo a Mogadiscio e siamo in Libia. Ecco, queste missioni potranno aumentare nel numero dell'intensità, ci potranno essere nuove missioni oppure verranno ridotte, oppure semplicemente si attenderà. L'Italia tradizionalmente da molto tempo ha questa vocazione a mandare i propri uomini in varie missioni di pace. L'ultima Aspides, ma insomma anche prima di Aspides c'è stata l'Atalanta, in cui abbiamo avuto per un periodo anche il comando, mi sembra, negli anni passati e così via. Questo non funziona. Ecco. Quindi non vi è motivo, perché salvo che non succeda qualche problema specifico, non vi è motivo di avere meno presenza. Forse più presenza, qua si parla addirittura di mettere, se ne parla, si vedrà se sarà possibile, di mettere forze di interposizione in Ucraina, figuriamoci, anche lì se si fa l'Italia ci dovrà essere. Questo implica una grossa pressione sulle nostre risorse e poi sarà la politica a decidere dove e in che misura e con quale intensità essere presenti. Sappiamo che la missione UNIFIL, che annovera moltissimi soldati italiani, ha sofferto molto in queste settimane, però siamo rimasti, è rimasta UNIFIL e siamo rimasti anche noi. Devo ritenere che la presenza italiana potrà essere rimodulata, ma insomma non credo che ci ritireremo, non dovremmo farlo, anche se io spero che sia la diplomazia a trovare più spazio, però la diplomazia si basa anche poi sulla forza militare, sulla presenza militare. Non ho possibilità di capire se a livello di pianificazione avremo più possibilità, meno possibilità di movimento, ma credo a livello politico l'Italia continuerà in questa politica di presenza anche militare. Anche perché dopo l'Afghanistan qualche tipo di risorse dovrebbe essere disponibile. E questo lo sa il capo di Stato Maggiore della Difesa o forse anche il Presidente del CESMA, che è più militare di me. Io non saprei cosa aggiungere su questo elemento. Al quale Presidente del CESMA diamo la parola per un saluto conclusivo, se non ci sono altri quesiti. Allora, io innanzitutto ringrazio il nostro ospite di questa sera. Con Mario ci conosciamo ormai da molti anni ed è sempre stato un lucido analista delle situazioni, soprattutto quelle legate al vicino Oriente. Credo che questa sera abbiamo cercato di guardare al mondo orientale del Mediterraneo in una maniera originale, quello che noi definiamo un Mediterraneo allargato, che quindi prende tutta quest'area ed è un'area di primario interesse per il nostro Paese. Con questo intervento ci tenevo innanzitutto a ringraziare tutti quanti voi che eravate rimasti in queste tre giornate, avete partecipato a queste 3 giornate e siete rimasti oggi, che è una giornata prenatalizia, quindi avete sacrificato magari delle attività diciamo quelle tipiche del periodo natalizio, quindi grazie veramente di cuore per essere stati con noi.
vi devo dire che queste 3 giornate nate un po' quasi per caso sono molto piaciute e probabilmente il prossimo anno ci sarà un ciclo un pochino più cospicuo di interventi, forse anche con un corso di geopolitica preparatorio. Per cui speriamo, e questo lo posso dire con buona probabilità, che si sviluppi nei prossimi mesi un'attività che possa riportare la geopolitica in questo luogo, forse anche in altri luoghi della nostra provincia, perché c'è sete e fame di queste notizie, soprattutto dette in maniera reale, cioè non dietro degli filtri che spesso nascondono un po' la verità. Ecco, una delle cose che noi teniamo molto è la verità, cioè noi cerchiamo di raccontarla da più, naturalmente non esiste una verità, esistono le verità, quindi cerchiamo di sentire più verità in modo tale da potersi fare un'idea e potersi dare anche una spiegazione di quello che accade. Quindi ringrazio ancora non solo l'ambasciatore Boffo, ma ringrazio Baikar, il professor Baikar, ringrazio Gaiani che ci ha portato l'esperienza delle nuove elezioni in America e della guerra in Ucraina e cerchiamo di portare avanti questa strada proprio puntando alle verità. Grazie, vi auguro buon Natale e vi auguro una buona serata. Auguri a tutti.